Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e buongiorno a tutti, nuova settimana che si apre con il primo appuntamento di Buongiorno 131, lunedì 6 ottobre, ore 10:05, siete già tantissimi e quindi vi saluto e vi ringrazio. Oggi sono da solo, come vedete, perché il pro di Luca Di Leonardo ha ben pensato di prendersi la febbre e quindi stiamo facendo di tutto per recuperarlo per stasera, per Cagliari Social Arena. Vedremo se ci riusciremo. Non sarà facile, lo diciamo già, non sarà facile, ma tenteremo il tutto per tutto, come si suol dire. Lunedì inizia la sosta per quanto riguarda il campionato di Serie A, di Serie B e anche il campionato primavera. E il Cagliari la affronta con insomma, il punto importante. Raccolto a Udine, un 1-1 fortunato, questo è già stato detto abbondantemente ieri, ma forse anche per questo ancora più prezioso, visto quello che si è visto in campo al Friuli, l'infortunio di Mina dopo poco più di un quarto d'ora, esperimenti tattici di vario tipo, l'Udinese che avrebbe tranquillamente potuto fare almeno 2 gol facili con Zaniolo e Baillot, che ha sbattuto di fronte a un Elia Caprile in formato veramente nazionale, anche se non fa ancora parte, chissà se lo farà più avanti, glielo auguriamo, del gruppo azzurro guidato da Rino Gattuso. È arrivato un 1-1 prezioso che permette appunto ai rossoblù di girare alla seconda sosta con 8 punti in perfetta media di risultati, 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte fin qui, le 2 sconfitte che sono arrivate tra l'altro contro Napoli e Inter, le 2 regine in qualche modo sulla carta della Serie A, e insomma questo è un po' quello che lascia questa gara con l'Udinese. Ne parleremo nella seconda parte della puntata con il collega amico Giuseppe Boi del Tirreno, ma senza dubbio questa sosta sarà fondamentale per Pisacane per cercare di recuperare i giocatori che in questo momento non sono a disposizione. Penso a Gaetano, penso a Zappa su tutti, penso anche allo stesso uruguaiano Rodriguez, che fin qui ancora non si è visto, se non di fatto nell'amichevole di Budusò. E soprattutto la gara di Udine lascia anche in eredità il primo gol in Serie A di Gennaro Borrelli, grande eredità, scusate la ripetizione, e grande responsabilità sulle sue possenti spalle, ovvero quelle di sostituire il Gallo Belotti, che come sappiamo si è rotto il legamento crociato contro l'Inter e che almeno per 6-7 mesi starà ai box. Vedremo se ci sarà, come tutti noi ci auguriamo, la possibilità di rivederlo in campo per il finale di questa stagione, e appunto vedremo se Borrelli sarà esattamente il giocatore giusto per sostituire appunto Belotti in tutta la stagione
in tutto il campionato. Andiamo a leggere un po' di commenti, come sempre. Federico, buongiorno. Anche a te, buongiorno Rocco, si può iniziare a fare qualche piccola critica a Pisacane, ma ci mancherebbe, lo abbiamo sempre detto, finché si resta nell'ambito dell'educazione si può fare tutto. Salutiamo anche Fa, che dice, Robert ha concluso l'Odissea per ritornare in patria, sì, ieri notte, è stato un viaggio veramente della speranza, 36 ore fuori dalla Sardegna. Salutiamo anche Gabriele da Parma, Rocco, che dice la difesa del Cagliari fa schifo a 4, figuriamoci a 3, opinabile anche questo parere. Federico che dice, perché criticare Pisacane, siamo andati a Udine con una formazione decimata e contro una squadra psicologicamente all'ultima spiaggia, partita sporchissima, demirata, non so cosa voglia dire, ma pareggiata con l'orgoglio. Assolutamente sì. Cagliari ostico con potenziale inespresso che può solo crescere, ma troppo tatticismo perché mettersi a specchio con squadre che quel modulo lo fanno da anni. Buongiorno anche a Rossana. Antonio dice, ma chi l'Ixo è al posto di Luca Di Leonardo? Stiamo lavorando per dare spazio anche a lui, ma vedo che ci ha raggiunto il primo ospite di quest'oggi e quindi lo faccio entrare subito in diretta con noi, ovvero Marco Cabeccia, capitano del Latte Dolce, amico di 131. Ben ritrovato Marco e buona giornata. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai intanto? Bene, dai, oggi giorno libero, quindi ci stiamo riprendendo dalle fatiche di ieri. Giorno libero dopo un 1-6, tra l'altro, appunto, che aveva visto uscire vincitori, mi viene da dire, dal Nespoli di Olbia. Domandina così, il primo 6-1 della tua carriera o ne sono arrivati anche altri? Ma dai, è un risultato abbastanza particolare, ma lascia il tempo che trova. Diciamo che mi è capitato in carriera di perdere con parecchi gol di scarto. Ovviamente è un risultato eclatante che secondo me va a dare un'immagine troppo netta della partita, perché è stata una partita equilibrata, difficile, al cospetto di un Olbia forte che ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, quindi è stata una partita più equilibrata di quello che dice il risultato, assolutamente. Stiamo anche vedendo un po' le immagini scusate, della parità di ieri fatte realizzate dal nostro Sandro Giordano. Anche il vostro direttore Adriano Fantoni ha detto questo un po' di fatto nella sua analisi post partita. Chiaro che è bello vincere con così tanti gol di scarto, però poi alla fine la giornata storta insomma in un campionato può anche capitare. Però direi, Marco, questa vittoria al netto della misura, che sicuramente è molto importante, credo che per voi sia fondamentale, soprattutto dal punto di vista della classifica e del rendimento, cioè che vi dà continuità. Sono 3 punti molto importanti, siete al momento secondi in classifica. Per una squadra giovane come il Latte Dolce tradizionalmente, insomma, è vero che il campionato è lungo, però ecco, iniziarlo in questo modo sicuramente è meglio, o no? Assolutamente, mi sono reso conto che comunque negli anni partire bene ti dà quella consapevolezza e quell'impronta per fare un campionato con l'idea di raggiungere un determinato obiettivo il prima possibile. Questo penso che sia molto importante. Allo stesso tempo non voglio togliere i meriti a noi, alla nostra squadra. Penso che abbiamo vinto con merito, ecco, poi ripeto, il risultato lascia il tempo che trova, ma questa è una squadra, come hai detto tu, giovanissima, perché molti parlano di squadra giovane, citando gli under che sono obbligatori per tutti, ma ci tengo a dire che questa squadra, con me in campo, che a livello di età la alza un pochettino, è la squadra con l'età media più giovane del girone, ecco, quindi un conto sono le chiacchiere, no? Siamo una squadra giovane, abbiamo speso poco e tutte queste cose, poi ci sono i fatti, ci sono le realtà, nessuno ti dà una medaglia se giochi con ragazzi più giovani, è solo portare con i fatti quello che è la cultura di questa società, cioè la Teoce è una società che conosciamo bene, no? Una società che comunque nasce da un quartiere, vuole far crescere i giovani, le opportunità ci sono, le pressioni ce le creiamo dentro lo spogliatoio e quindi siamo contenti di questo inizio di stagione, ma ti ripeto, non sono frasi fatte, la classifica adesso per noi è quel numero in negativo, no? Meno 27, meno 25, meno 20, che sono quei punti che ci mancano a raggiungere la salvezza, perché abbiamo molta esperienza ormai per
per vedere che questo sarà un campionato veramente complicato, difficile, secondo me con dei valori molto livellati, non ci sono squadre, da quello che mi è sembrato, fortissime, ma neanche squadre materasso, nonostante la classifica magari ti possa andare male per un inizio di stagione, quindi sarà molto complicato secondo me raggiungere la quota salvezza, considerando che in Serie D per salvarti direttamente ne devi mettere 6 dietro, quindi bene o male poi la guardi, sei quasi a metà classifica. Sì, infatti è proprio su questo che ti volevo chiedere. Stiamo guardando nel frattempo la classifica, già per esempio vedere l'Ischia penultima a 2 punti, sapendo anche sia il blasone che le ambizioni della società campana fa sorridere sicuramente. Hai detto grande esperienza da parte tua in Serie D, lo sappiamo bene. L'anno scorso è stata una stagione un po' strana, lo possiamo dire, cioè in generale, secondo me per le squadre sarde. 3 ovviamente sappiamo bene hanno lasciato la categoria, poi per fortuna il costo è stato ripescato, però insomma è stato abbastanza complesso, ma anche per voi che vi siete salvati bene comunque, però c'è stato intanto il cambio di allenatore, tutta una serie di cose che secondo me hanno testimoniato davvero la difficoltà di questo girone, perché tu giustamente dicevi, vedo un girone livellato, ed è quello che stanno dicendo un po' tutti, cioè noi stiamo sentendo un po' i protagonisti di tutte le squadre sarde e tutti ci dicono questo. L'impressione è che ogni anno questo livellamento aumenti. Non so se anche tu sei d'accordo con questo. Guarda, mi piace analizzare, anche ascoltare quello che dicono colleghi o comunque poi allenatori di varie categorie, e ogni anno sento il livello si è alzato. A me fa un po' sorridere questa frase. Ti ripeto, secondo me rispetto ad altri anni dove c'erano, per quello che ho visto, squadre magari proprio che avevano l'obiettivo di vincere il campionato, squadre da playoff, questo mi sembra un campionato un po' più livellato, nel senso che forse per assurdo è più complicato salvarti perché per quell'obiettivo lì diventa una battaglia ogni domenica, ecco. Però, ripeto, è ancora un campionato tutto da scoprire, ci sono squadre, basta guardare la classifica, che penso che si riprenderanno alla grande, quindi è veramente la classifica in questo momento lascia il tempo che trova. Per quanto riguarda l'anno scorso, è ovvio che secondo me l'anno scorso il Latte Dolce aveva tantissime potenzialità, basti vedere le vittorie che sono state fatte contro praticamente tutte le prime della classe, non mi era mai capitato in questi anni di vincere contro la prima fino alla sesta. Questo testimonia proprio le qualità che aveva la squadra. Forse mancava un po' di equilibrio, perché passare da miglior attacco e peggior difesa, miglior piazzamento in casa, peggiore fuori casa, ecco, sicuramente la società quest'anno ha puntato a trovare un po' più di equilibrio, di solidità sotto tutti i punti di vista, e ad oggi, ripeto, che sono solo poche partite, questo sta pagando, ma la strada, come hai detto tu, non è lunga, non è neanche iniziata praticamente. Entriamo poi nello specifico del Latte Dolce, perché chiaramente da capitano non posso che farti questa domanda, ovvero come vedi il gruppo, cioè perché ci sono tanti giocatori che sono rimasti anche dall'anno scorso, dagli altri anni, però c'è stato un bel turnover, un bel ricambio, soprattutto nei giovani, e quindi ti chiedo com'è l'aria anche dentro lo spogliatoio. Sicuramente diciamo che l'obiettivo dell'anno scorso quindi inizio di quest'anno è stato raggiunto, cioè molti ragazzi non sono più con noi perché qualcuno è andato nei professionisti, qualcuno è andato in piazze magari con più blasone, e quindi vuol dire che comunque, come hai detto tu, l'anno scorso si è fatto bene. Quest'anno c'è stata appunto un'idea di veramente ancora di più di ringiovanire la squadra. Il clima è buono, nel senso che, come dicevi prima, bisogna partire bene. Io ho puntato molto su questo aspetto, partire bene, perché comunque con l'entusiasmo poi riesci a fare di più, no? soprattutto i giovani. Quindi l'entusiasmo è buono, ma quello su cui puntiamo, soprattutto il mister, è di resettare ogni volta, nel senso che ci è capitato già di perdere col Valmontone, abbiamo resettato subito, di vincere, e così faremo già da domani, ecco, perché bisogna sempre schiacciare il tasto reset e ripartire, perché è un attimo che la domenica dopo altrimenti vai in grossa difficoltà. Quindi lo spogliatoio è
è ultra giovane, è compatto, ma zero problemi ovviamente, quindi c'è solo da pedalare. Cosa vi sta dando Mister Fini? Perché chiaramente avere alla guida un allenatore che è stato un calciatore professionista come lo è stato appunto Michele, credo che poi possa dare anche qualcosina in più, soprattutto ai giovani, perché poi insomma anche, non ti lascia da solo anche in questo compito, diciamo così, no? No, ma il mio compito è quello ovviamente di campo, e quindi il mister, oltre a dare tanto ai giovani, dà tanto anche a me e a quelli un po' più esperti, ecco. Quindi è ovvio che la carriera del mister sotto l'aspetto da calcistico non si discute, ma anche come allenatore ha già dimostrato comunque di fare molto bene, e il mister è una persona comunque che ti fa stare bene, che pretende molto. Però mi sono accorto che questo è un gruppo che non ha bisogno di essere punzecchiato per lavorare, ecco, perché come dicevamo prima è una squadra giovane che proprio si allena, ascolta tutto lo staff, quindi come dicevo sempre, se l'allenatore ci dice di fare le capovolte, facciamo le capovolte, quindi lo stiamo seguendo. Secondo me ad oggi siamo stati bravi grazie a lui, anche perché abbiamo cambiato qualcosina sotto l'aspetto tattico rispetto all'anno scorso, con un sistema di gioco diverso, con un'interpretazione diversa, soprattutto in fase di non possesso, quindi più aggressivi, molto più possesso palla, quindi meno verticalità rispetto all'anno scorso che andavamo dritti, diciamo, in porta. Invece quest'anno più palleggio, più fase di proprio possesso palla. Ci sono state anche proprio dei cambiamenti voluti da inizio anno, quindi è questo quello che mi piace di questo progetto di quest'anno, quello sul quale abbiamo puntato lo stiamo portando avanti. Poi i risultati ti andranno bene o male durante l'anno, però il nostro credo stiamo cercando di portarlo avanti, ecco. Sì, no, poi stavamo guardando anche prima su Transfermarkt un po' le età, effettivamente quello che dicevi tu prima, no? Della squadra più giovane del girone, comunque con l'età media più bassa, se gli over, tolto te, sono Salvato che ha 23 anni, Riccardo Pina che ne ha 25, lo stesso Tesio che ne ha 23, che poi magari nel nostro concetto, no? Di over e under, cioè dici, beh, effettivamente hanno giocato in Serie C con la Torres, quindi hanno anche esperienza, poi vai a vedere effettivamente la carta d'identità e ti rendi conto, più forse oggi rispetto a quando giocavano nella Torres, di quanto fosse importante il fatto che loro già fossero giovani all'epoca per la Serie C e ora arrivano con l'esperienza appunto a trascinare un po' anche il gruppo. L'altra cosa importante secondo me è anche la forte, io su questa cosa batto sempre, lo dico un po' a tutti, sarà il mio mantra, però credo molto nel discorso dello sviluppo del calcio sardo, tanti giovani sardi titolari, cioè di fatto non solo riempitivi, passami questo termine orribile, no? Tanto per riempire le liste, ma invece proprio la dimostrazione che si crede sul giocatore locale, sul talento locale, e il Latte Dolce lo dimostra. È ovvio, ti ripeto, io quando parlo di squadra giovane l'abbiamo già messo da parte però questo concetto, perché la società è stata chiara. Ce lo diciamo il primo giorno, poi via, nel senso che, come hai detto tu, 21, 22, 23, 24 anni, ha voglia di dire giovane, devi già iniziare a portare a casa, no? A massimizzare. Quindi Certo. la squadra è stata fatta con dei criteri logici, sono stati presi giocatori relativamente giovani ma forti, con già un po' di esperienza, e poi per quanto riguarda proprio, mettiamo questo discorso under, giovanissimi, comunque questo è quello, ripeto, che si fa qui a Latte Dolce, nel senso che abbiamo tantissimi ragazzi del posto, ad esempio Luiu, Asproni, Fiori, anche altri giocatori che ancora non hanno trovato spazio ma che lo troveranno di sicuro, quindi ripeto, il Latte Dolce è ideale sotto questo punto di vista, sia partendo dalla scuola calcio, settore giovanile. Adesso non so se avete visto comunque l'impianto sportivo che si sta potenziando tra campi, spogliatoi, quindi diciamo che l'idea di far bene c'è. Poi i risultati ovvio che dipendono da tanti altri fattori che a volte non puoi controllare. Tutto quello che si può controllare però bisogna cercare di farlo al massimo, ecco. Assolutamente sì.
avete giocato appunto ieri contro l'Olbia, avete giocato contro il COS nella prima di campionato, domenica andate cioè, o meglio, arriva il Monastir da voi, a Sassari per il terzo derby della stagione. Ti chiedo anche un giudizio sulle altre sarde, cioè come le vedi, perché l'impressione mia, stando ovviamente prima giornate, punti in classifica e tutto, io credo che la lezione dell'anno scorso sia servita, cioè nel senso che se vai a vedere la classifica in questo momento le sarde sono tutte, cioè, ben proiettate, ecco, diciamo così, verso una salvezza che poi non sarà tranquilla perché conosciamo bene la Serie D, però probabilmente la lezione dell'anno scorso è servita in generale un po' a tutti, o no? Sì, sì, assolutamente, ma noi adesso domenica incontreremo il Monastir e ricordo che abbiamo anche incontrato il Budoni in Coppa Italia, quindi Giusto, giusto, le avete ecco, fatte quindi le tutte, abbiamo diciamo. affrontate, ecco, le abbiamo fatte un po' tutte, ecco. Ripeto, mettici anche quell'aspetto di derby che comunque alla fine prepari le partite tutte nella stessa maniera, ecco. È ovvio che ognuna ha il suo percorso. L'Olbia è una piazza con blasone, il Latte Dolce magari deve cercare di confermarsi, ci sono magari 2 matricole, il COS di Mister Lui è stato ripescato solo alla fine, quindi ha fatto un gran lavoro per allestire la squadra in così poco tempo, quindi ognuna ha il suo percorso, senza entrare nello specifico perché non conosco poi le situazioni da dentro di ogni squadra. Il mio augurio, come dico sempre, veramente che tutte le squadre possano riuscire a raggiungere i propri obiettivi, perché poi ne guadagniamo tutti, ecco. Quindi e ripeto, l'impressione è stata positiva contro tutte le squadre. Col COS abbiamo pareggiato, potevamo vincere ma potevamo perdere, col Budoni siamo usciti ai calci di rigore. L'Olbia ieri, ripeto, è stata una partita come le altre, stessa difficoltà, perché comunque sull'1-1 abbiamo anche rischiato di andare sotto, c'era un vento incredibile, quindi era molto complicato giocare contro il vento e andare in vantaggio a fine primo tempo è stato molto importante per noi. E poi vedremo il Monastir, ma è una squadra comunque che ha giocatori che conosciamo, quindi una squadra forte che ha già fatto delle vittorie, quindi saranno partite tutte complicate e veramente mi auguro che tutte le sarde possano raggiungere gli obiettivi. Anche perché ci ricordiamo i bei tempi delle 7 squadre sarde in Serie D, insomma era sicuramente più divertente anche per tutti e soprattutto per voi era più comodo perché almeno erano meno trasferte fuori dall'isola e sappiamo bene purtroppo quanto questo poi alla fine possa anche incidere in una stagione, sia a livello economico ma proprio anche a livello di insomma, stanchezza e tutto, perché come diciamo sempre, poi chi viene in Sardegna lo fa soltanto alcune volte, ma noi ogni volta dobbiamo prendere l'aereo, quindi non è sicuramente semplice. Marco, hai già segnato quest'anno in Coppa Italia, appunto, come dicevamo prima. Stai aspettando il derby di domenica per rompere il digiuno anche in campionato? No, vabbè, ieri ho segnato, quindi Beh, giusto, hai diciamo, ragione, hai però ragione. dai, devo ragionare così, che ancora non ho segnato e quindi devo rompere il Esatto, ghiaccio. Ci sta bravo, questo perché tuo... uno Ecco, è poco alla fine, dai, tutto sommato. vabbè. No, però dai, sono contento perché comunque stiamo segnando tutti, soprattutto ieri, come hai detto tu, è stato un exploit, però siamo una squadra che difende veramente in toto e attacca in toto, abbiamo fatto dei gol molto interessanti, se si vanno a rivedere veramente con 12-13 passaggi prima di segnare, anche ieri sono stati fatti un paio di gol veramente con azioni manovrate, quindi il merito è sicuramente dello staff, del mister, che punta molto su questo, cioè quando fai gol in questo modo non sono gol casuali. Poi la maggior parte dei gol in un campionato li fai su palle native, su seconde palle, su riaggressioni ultra offensivi. Quindi quando riesci a portare la domenica quello che provi in allenamento, veramente partendo dal basso e facendo 13-14 passaggi con gol, addirittura un gol dove hanno praticamente toccato la palla a tutti i giocatori domenica scorsa, è un segnale che comunque, ripeto, stai provando a fare quello che provi appunto in allenamento. Assolutamente sì. Marco ci chiede se la Dolce gioca al Vannissan la prossima. Devo dire, spero di no per voi, non per altro, perché ero sabato alla Torres, ho visto un Vannissan, beh, tu ci hai giocato anche quest'anno, quindi Sì. ovviamente lo sai. Per una squadra tecnica credo che sia un problema enorme
perché veramente fai un passaggio orizzontale di 5 metri, la palla rimbalza 5 volte, insomma, non è esattamente il massimo della vita. Meglio invece giocare nel vostro nuovo impianto, no? Che almeno sei tranquillo da quel punto di vista, perché effettivamente il Vallnisana dà e il Vallnisana toglie, mi verrebbe da dire su questo. Marco, allora, intanto ti salutiamo perché ovviamente ti avevo promesso un quarto d'ora e ci siamo. L'ultima domanda che faccio sempre sono gli auspici, un po' sia per la stagione della squadra che quelli personali. E quindi ripeto la stessa domanda anche a te, cioè cosa ti aspetti da questa stagione che di fatto è appena iniziata? Diciamo che quando sposi un progetto, come ho fatto io ormai da diversi anni, gli obiettivi personali veramente vanno a conciliarsi in maniera totale con quelli della squadra. Ecco, magari rispetto a quando sei giovane, che sì, pensi alla squadra, però poi devi pensare anche a far bene tu, no? Soprattutto quando vai fuori casa, quindi devi anche portare a casa la pagnotta. In questo caso, per quanto mi riguarda, l'obiettivo è quello di divertirci come stiamo facendo e poi di vedere, sono curioso anche di vedere, speriamo che non capiterà mai, però di vedere come la squadra reagirà nei momenti di difficoltà, perché è semplice, no? Adesso però arriveranno i momenti difficili, quindi l'auspicio per quanto riguarda il latte dolce è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile e poi, ripeto, per quanto mi riguarda sarei molto contento che tra un anno magari vedere 2, 3, 4 compagni che si possono giocare una carta importante magari del professionismo, comunque in piazze che hanno un'ambizione diversa, ecco, quindi quello è l'obiettivo mio e penso della società, quindi e anche di portare magari dal settore giovanile l'anno prossimo qualche ragazzo, come stiamo facendo ogni anno, in modo graduale in prima squadra. Ultimissima, giudizio sulla questo inizio di stagione della Torres, non sicuramente in linea con le aspettative della piazza, perché insomma, poi di fatto chiaramente la società era stata anche abbastanza chiara, sarà un anno un po' di transizione, però probabilmente nessuno si aspettava un inizio così, tutto dal punto di vista dei risultati, ecco, così negativo. Sì, dispiace veramente perché il legame adesso che c'è tra Torres e Latte Dolce lo sappiamo bene, no? Sotto tanti aspetti, quindi è ovvio che speriamo che a livello in termini di risultati, di prestazioni si possa migliorare. È ovvio che ci sono delle difficoltà, comunque penso che ci sia un allenatore e anche una struttura di squadra importante, penso che sia il primo momento proprio delicato degli ultimi anni. Ecco, purtroppo il playoff dell'anno scorso secondo me ha messo un po' troppe ombre rispetto a quello che è stato fatto, perché comunque stare al top in Serie C negli ultimi 2 anni come ha fatto la Torres non è assolutamente scontato, quindi spero che non si perda l'entusiasmo che questa società, questa piazza è riuscita a ritrovare dopo anni difficili, perché comunque io l'ho vissuta, no? Molti anni sia al settore giovanile, poi ovviamente prima squadra, anche da capitano, e ho notato che quando si perde l'entusiasmo a Sassari poi diventa ancora più complicato giocare. Quindi spero che si possa subito rialzare la china, perché poi la piazza, la tifoseria ti dà quel qualcosa in più. È ovvio che l'inizio è stato un po' complicato, però adesso magari basta anche una scintilla, un risultato positivo per cambiare le cose. Ho dato un'occhiata al calendario, non ci sono partite scontate, facili, l'abbiamo visto, però secondo me adesso si può anche puntare a fare un filotto di punti, ecco, importanti per tirarsi fuori da questa situazione. Sì, anche perché, hai detto giustamente, il calendario non è stato molto benevolo, perché ha messo di fronte in fila, proprio una dopo l'altra, tante di quelle che poi si giocheranno, se non la vittoria del campionato, comunque i primi posti dei playoff. Probabilmente non è stata anche un po' di sfortuna, penso alla gara contro la Juve Next Gen, in cui si è passati in vantaggio poi dopo, insomma. Anche molte espulsioni, molti esatto. episodi che ti hanno condizionato una partita che magari fino a quel momento avevi sotto controllo, quindi come dici tu, dai, ci sono i presupposti per far bene. È ovvio che adesso uno può guardare
vedere tutto buio, ma non penso che sia così, ripeto, perché comunque la struttura dei giocatori, partendo dal portiere, passando per la difesa, centrocampo, ci sono tanti giocatori certo. forti, quindi anche se c'è stato anche lì un ringiovanimento della rosa, se andiamo a vedere i singoli, è una squadra di tutto rispetto. Assolutamente sì. Marco Gianluca dice il primo marcatore della nazionale Sarda, ricordiamolo, insomma una delle varie tue cioè delle fasi della tua carriera, per quello che il gol che dicevo che manca è quello su azione, perché sul rigore che va fatto, intendiamoci, Certo. per chi non lo Visto anche il conoscesse, weekend. bravissimo, va fatto il gol sul rigore, però Marco Cabeccio, insomma, sappiamo essere anche un ottimo saltatore di testa, un ottimo colpitore, quindi aspettiamo anche il gol su azione, Marco, va bene? Va bene, mi prenderanno in giro i miei amici, perché anche i miei compagni di squadra, perché anche ieri ho colpito la traversa di testa e mi sono lamentato come contro il COS, quindi devo un Vedi? attimino regolare la testa, sì, però sono Sta anche contento del guarda. primo gol ricordato con la nazionale sarda, perché anche quello lì è stata una bella soddisfazione, ecco. E direi. Va bene Marco, allora grazie davvero di essere stato con noi, anche per te vale poi l'invito che facciamo a tutti gli ospiti durante Buongiorno 131, ci sarà spazio durante la stagione per riaverti con noi, in bocca al lupo ovviamente, grazie anche a Latte Dolce per la disponibilità e insomma ci vediamo in campo come sempre. Ok, Perfetto. buona giornata. Un abbraccio a tutti. Grazie Marco, ciao. E grazie davvero a Marco Cabeccia e al Latte Dolce, insomma, ieri una bella vittoria rotonda, importante, soprattutto che dà fiducia anche per il proseguo della stagione, anche se poi lo ha detto Marco, insomma, fondamentalmente bisogna resettare, vivere tutto partita per partita. Chi invece domenica non sarà in campo, come diciamo prima, è il Cagliari di Fabio Pisacane, perché c'è la sosta per gli impegni delle nazionali, la seconda sosta per gli impegni delle nazionali, e siamo di nuovo con Giuseppe Boi, collega del Tirreno. Ciao Giuseppe, buona giornata. Buona giornata, buongiorno 131. Come stiamo? Che fine ha fatto Luca? E oggi ha la febbre. Sì. Cioè, a furia di essere mobbizzato da voi esattamente, giovanotti. esatto, sai com'è. Cioè, è uno dei problemi. Io sono venuto qui per sostenere la causa di Luca Di Leonardo e invece ci ritroviamo a parlare in soltanto contumacia. Esatto, okay, in contumacia. Almeno non te la puoi prendere con i capelli con me. Ecco, esatto, su questo non c'è. Ma infatti noi abbiamo tutta una lista di ospiti per sentirci a nostro agio, va detto così, caro Giuseppe. Scherzi a parte, parliamo di questo 1-1 di Udine tra appunto, il Cagliari di Pisacane e la squadra di Runjaic. Noi l'abbiamo definita in qualche modo una bella sfangata, perché insomma, con onestà, e poi lo ha detto anche Pisacane poi in conferenza stampa, tra l'altro molto lucido nei post partita, Pisacane molto onesto, che è una cosa che poi a noi giornalisti e soprattutto ai tifosi piace molto come dote, però ieri effettivamente bravo, hai detto bene, ieri è andata bene al Cagliari comunque, cioè al netto di tutto tanti errori, tanti regali che potevano essere capitalizzati dall'Udinese, quelli di Zaniolo, quello di Baio soprattutto, impensabile sbagliare un gol del genere, però insomma ci teniamo questo punto prezioso che poi magari ti dà appunto anche la possibilità di capire che nonostante le difficoltà Cagliari continua a essere verticale, come aveva detto Pisacane, no? In conferenza stampa durante le libecciate. Sì, è un punto in un campo difficilissimo. Cioè, ci siamo stati tante volte, sappiamo quanto sia difficile prendere punti. Per il Cagliari è stata sempre una trasferta difficilissima per chi viene dalla Sardegna, ma anche per chi non viene dalla Sardegna, perché raggiungere Udine è veramente complessa, e poi sul campo con delle difficoltà continue enormi, perché ti trovi davanti a una squadra sempre strutturata, che è abituatissima alla serietà, sono 31 anni se non mi sbaglio, che sono in Serie A, una squadra che ha un progetto che è un po' rallentato negli ultimi anni, perché le plusvalenze le hanno dovute utilizzare per finire di pagare lo stadio piuttosto che per rafforzare la squadra, però è un punto molto importante. E poi alla fine, sai, quando ti trovi con 8 punti in 6 partite, chi non avrebbe messo la firma per un inizio così? Io ne avrei messo 2 se non 3.
e abbiamo già affrontato Fiorentina, Napoli, Inter, gare difficili come quella con l'Udinese, 2 scontri diretti, entrambi vinti. Il bilancio è più che positivo e ciò che si è visto ieri è un passaggio avanti in un momento difficile, perché tu hai iniziato parlando della sosta, ben venga la sosta in questo momento, perché Sì. ci sono tante cose da sistemare anche soltanto a livello fisico, ecco. Sì, infatti abbiamo detto benedetta sosta, mai come questa volta, perché effettivamente, insomma, ieri tante assenze dall'inizio, perché non avevi Zappa, non avevi Rodriguez, non avevi Gaetano, insomma, tante assenze, appunto già dall'elenco dei convocati. Si è aggiunto Mina, si sapeva che insomma le condizioni potessero non essere le migliori, ha voluto giocare comunque. Luperto è stato male la notte prima della partita, insomma, diciamo tutta una serie di condizioni che facevano poter pensare, stavolta è fatta, cioè nel senso speriamo di prenderne poche, ecco, di L'anno chiudere scorso ne almeno avremmo con preso 3. dignità. Ecco, bravissimo, è che quello che ho detto a te l'ho detto anche Sì. ho detto anche ad altri, cioè io vedo effettivamente quest'anno, almeno in questo inizio di stagione, ma ne parlavo anche con un altro amico stamattina, secondo me sarà un campionato abbastanza costante a livello di rendimento da parte del Cagliari, vedo una solidità che non avevi, cioè tu quest'anno è vero che hai 2 sconfitte, ma hai già giocato contro Inter e Napoli e te le sei già tolte, diciamo così, dal girone d'andata, cioè te le sei tolte all'inizio. Dalle 2 trasferte proprio logisticamente più complesse, che sono Lecce e Udine, hai portato via 4 punti, in 2 campi in cui di solito se ne portavi via 1 a stagione, eri veramente felice e soddisfatto. Chiaramente c'è questo infortunio di Belotti che ha scompaginato un po' i piani, perché io ti dico, con un Belotti sano in questo momento, senza nulla togliere a Borrelli assolutamente, e poi ne parleremo ovviamente anche di Borrelli, però penso proprio a livello di serenità generale della squadra, della piazza, della società, cioè alla fine l'infortunio di Belotti è stato un fulmine a ciel sereno, ci può stare, conosciamo bene il mondo del calcio, gli infortuni, anche quelli gravi, fanno parte del gioco, però ecco, poteva effettivamente avere delle ricadute più pesanti, e invece trovare il primo gol di Borrelli subito nella prima partita in cui sulle sue spalle, come dicevamo prima, inizia a pesare l'eredità di Belotti, è un buon segno. Io proprio parlo in generale di buoni segnali rispetto a quello che sono stati gli altri anni, in cui questi segnali di solito non arrivavano. Sì, sono tanti segnali positivi, cioè in queste prime 6 partite abbiamo visto comunque che abbiamo 2 top player, perché Caprile è un top player assoluto, non soltanto del campionato italiano. Mina per il campionato italiano è un top player, piaccia o non piaccia. Abbiamo aggiunto in una rosa in cui c'erano già delle certezze, Luperto primo tra tutti, nonostante la difficoltà avuta con l'Inter, però Fonoruscio e Palestra si dimostrano dei giocatori pronti per la Serie A, adatti e che possono dare un grande valore aggiunto alla squadra. E poi abbiamo le crisalidi nel bozzolo, il buon Prati che migliora di partita in partita, sta facendo questo master in gestione del filtro a centrocampo e migliora giorno dopo giorno, e si è visto benissimo contro l'Inter che quando non c'è si sente il suo peso. E poi il buon Esposito che ha tantissimi colpi, se magari impara ad essere un po' più essenziale, però stiamo parlando di 2 giocatori con grande prospettiva. Sono tutta una serie di segnali positivi, io ho visto un po' tutte, escluso il Genoa, le ho viste quasi tutte le squadre che lottano per la retrocessione. Secondo me siamo davanti siamo da 10º-11º posto in questo momento per la rosa allestita e per quello che stiamo facendo. Certo, nelle ultime 2 partite bisogna dire comunque la verità, si è visto un rallentamento, si sono iniziati a vedere degli errori individuali che prima non si vedevano. Parlo per esempio di Obert che si perde completamente il buon Lautaro con l'Inter, piuttosto che di Luperto che è intimorito
perché quella è chiaramente una questione di timore, ritrae la gamba e permette a Pio Esposito di giocare. Ieri si sono rivisti ancora degli errori individuali. Quello di Zé Pedro enorme, sta su tutti, ma diciamo che ieri è il Cagliari che ha cercato di fare un assist all'Udinese per segnare, l'Udinese non c'è riuscita. Ci sono alcune scelte di Pisacane che iniziano a far pensare. Io quando vedo dei giocatori fuori ruolo vado sempre in allarme. Fu una delle critiche che per esempio mossi l'anno scorso a Nicola fin dall'inizio, quando utilizzava per esempio Azzi esterno destra tutta fascia. Penso che i giocatori, soprattutto in una squadra come il Cagliari, vadano valorizzati, e per valorizzarli tu li devi mettere nel loro ruolo. Non hai tanto spazio per fare degli esperimenti. Abbiamo visto queste cose, abbiamo visto questo 5-3-2 che ha portato di fatto, utilizzato 3 volte su 6, ha portato soltanto un punto, e soprattutto l'impostazione a 5 toglie un uomo davanti, e il Cagliari c'ha una gran bella varietà lì davanti. Adesso che torna anche Luvumbo, abbiamo considerando Felici più un'ala che è un esterno, che è un quinto, come è stato utilizzato ieri, abbiamo un gran gruppo, e questo va valorizzato. Oltre il fatto che non sempre ti può andare bene come ieri, che i vari Zaniolo, secondo adesso non mi ricordo più il nome, Baio ti salvano, ti graziano, oppure un grandissimo Caprile, perché la parata sul tiro di Attar impallato è una parata, signori, spaventosa. Non è detto che succeda sempre, quindi ci sono alcune cose da regolare. Un buon inizio, un rallentamento nelle ultime 2 partite, con tutta una serie di cose da vedere, però il Cagliari c'è come. E non a caso, secondo me, proprio su questo, Giuseppe, cioè ieri Pisacane si è concentrato nel post partita, ha detto meritavano loro assolutamente, però ha detto non dobbiamo fare regali agli avversari che non hanno bisogno dei nostri regali, perché se tu gli fai gli assist, cioè appunto hai detto bene, stavolta è andata bene, cioè che incredibilmente hanno sbagliato gli avversari 2 gol, che di solito almeno uno dei 2 lo segni. Cioè è proprio statisticamente quasi impossibile sbagliare 2 gol di quella tipologia nella stessa partita. Ieri è successo, quindi il Cagliari giustamente si prende e si gode questo punto, però è evidente che insomma non si debbano venire a creare questo tipo di situazioni, anche perché poi delle 3 occasioni, cioè, poi dico, scivoli, ok, e ci può stare, però un giocatore esperto sa che nel momento in cui c'è una difficoltà dal punto di vista proprio anche della tenuta dei tacchetti sul campo, un campo pesante e tutto, magari la butti via la palla, cioè invece che stare lì a rischiare di creare potenziali situazioni insomma di quella tipologia, ecco, forse è meglio pallone in tribuna, pallone in curva o dove capita, perché come dicevamo ieri errare è umano, però poi alla fine perseverare è diabolico, o no? No, assolutamente. Sono anche convinto di una cosa, che con Mina in campo, con Luperto in campo, qualche pallone in più in tribuna l'avremmo vista. Ieri la formazione e la prestazione è stata anche influenzata dalle tante assenze che c'erano. Cioè, abbiamo perso la difesa titolare nei primi 20 minuti, prima in fase di riscaldamento, comunque in hotel, e poi con l'infortunio di Mina. In questo mi permetto di segnalare la grandissima prestazione di Daiola, al quale non si può imputare lo scivolone che ha avuto come un errore. Quelli sono infortuni, anche Baresi e Maldini scivolavano in campo a volte. Daiola ha fatto una grandissima prestazione, da libero vecchio stampo, mi ricordava il buon Aldo Filicano, ha fatto una grande prestazione, lo merita.
È un gruppo giovane che quindi deve crescere, deve maturare. È un allenatore giovane che è ben più maturo di quello che si ci potesse immaginare. Su questo sono contento di... se non mi sbaglio lo dicevo a te a Milano dopo la vittoria della Coppa Italia. L'elemento che in quella partita che mi colpì di più fu proprio Pisacane. Ho detto, il fuoriclasse, cioè quello pronto per la Serie A è Fabio Pisacane. E lo sta dimostrando, e questo mi fa molto piacere. Unito a questa cosa che io ho sottolineato diverse volte, a questa onestà intellettuale, come uomo nessuno lo mette in dubbio, per tutti gli allenatori, ma vedere un allenatore che ammette i suoi errori, dice le cose come stanno, non cerca di far vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anche quando è mezzo vuoto, è un pregio importantissimo. Siamo davanti a uno che secondo me, se continua questo percorso di crescita, c'ha le stigmate per essere un allenatore top, anche per la gestione del gruppo. La gestione del gruppo, signori, cioè, noi avevamo 2 giocatori che dovevano, quando ci eravamo incontrati ad agosto, Felice e Di Pardo ci avevano le valigie in mano. Non sono partiti per vari motivi, per loro scelte, per scelte della società, sono rimaste e sono però diventati subito parte del gruppo. Li ha utilizzati, Felice è stato addirittura decisivo, Di Pardo ieri ha fatto una buona prestazione ed è una cosa molto importante, perché se ti capita, come per esempio è capitato l'anno scorso all'Empoli, che c'hai un'infermeria che si riempie continuamente, avere tutti i 26-27 giocatori in rosa che comunque sono parte del gruppo è molto molto importante, perché entrano in campo, sanno come giocare, hanno conoscenza del modulo e degli altri giocatori, ed è un qualcosa di importante, molto importante, secondo il mio punto di vista. Sì, l'altro segnale positivo secondo me che si deve cogliere dalla partita di ieri è proprio, hai detto prima, hai citato i difensori, abbiamo citato De Iola, che anche secondo me ha fatto una grandissima partita da centrale nella difesa a 3, che poi è anche una posizione che ha sempre ricoperto da giovane, però che poi da grande in qualche modo va saputa interpretare, e non è semplice, soprattutto contro un attaccante come Davis, che ha sempre fatto del suo strapotere fisico, ma anche della sua tecnica, perché non è un giocatore tecnicamente poco valido, è l'inglese, anzi. Quindi insomma, teoricamente era la classica gara impossibile per un giocatore come De Jong, che invece è stato molto abile, scivolata a parte, appunto, come dicevamo prima, a fornire una prestazione secondo me assolutamente di alto livello. Però torno sulla difesa con cui il Cagliari ha chiuso la partita: Di Pardo, Zé Pedro, De Iola, Palestra a sinistra, con Foloruncio che ogni tanto scendeva a fare eventualmente il quinto a proteggere. Cioè, portare a casa un punto con una difesa arrangiatissima, non me ne vogliano i giocatori, però loro in primis sanno perfettamente quali sono poi anche le gerarchie all'interno dello spogliatoio. Credo che sia qualcosa di molto prezioso. Se a questo aggiungi il fatto di avere un Caprile fenomenale, come dicevi anche giustamente tu prima, però io ribadisco e batto ancora su questo tasto, cioè non è un demerito avere un portiere molto forte che ti porta 6, 7, 8, 10 punti in una stagione, anzi, cioè è un merito assoluto. Poi io temo che l'anno prossimo un giocatore come Caprile insomma faccia il salto in una big, perché ci può stare, insomma ci può anche stare, anche perché magari quello è il gradino che gli manca per poter essere chiamato in nazionale. Guardate Piccoli, insomma, si fa male Zaccagni. Io penso che sarebbe potuto essere convocato anche da giocatore del Cagliari a sto giro, credo, sì, personalmente. Però è chiaro che quando ho visto in altra maglia spesso è più facile anche essere più visto, più notato, ecco, da quel punto di vista. E abbiamo parlato di Piccoli, parliamo di Borrelli. Cioè, abbiamo detto primo gol in Serie A, una prestazione importante, non soltanto per il gol, ma anche per quello che ha fatto vedere proprio al servizio della squadra. Cioè, dal giocatore che ancora noi abbiamo visto appunto a Ponte di Legno, ancora bello, no? Carico di lavoro e quindi assolutamente appesantito,
già dall'esordio contro la Fiorentina a oggi, secondo me, si stanno già vedendo settimana dopo settimana i progressi anche a livello proprio di interpretazione delle gare. Non so tu come la pensi. No, assolutamente, è una piacevole sorpresa la crescita che ha avuto Borrelli da Ponte di Legno a ieri. Ti do un dato. Dopo 6 giornate l'anno scorso Piccoli aveva giocato tutte e 6 le partite titolare, aveva giocato un totale di 492 minuti e aveva segnato 2 gol, il che significa un gol ogni 246 minuti. Il buon Borrelli ha giocato 5 partite, di cui solo 2 da titolare, un totale di 206 minuti e ha già segnato un gol, ossia ha segnato un gol ogni 206 minuti. C'ha una media gol superiore a quella di Piccoli. Dice tutto e dice niente questo tipo di classifica, però quando analizziamo un giocatore come Borrelli dobbiamo secondo me tornare indietro anche a quello che dicevamo del buon Piccoli l'anno scorso in questo periodo. Un giocatore che si deve affermare, un giocatore che va provato, un giocatore che deve crescere, un giocatore che non vede sempre la porta, un giocatore molto pesante che a volte tenta anche qualche colpo che non gli appartiene, come per esempio quello che ieri ha tentato di fare Borrelli con quel tiro da lontano che mi ricordava tantissimo alcune movenze di Piccoli. Diamogli del tempo e soprattutto non è può anche lui diventare magari un bel bozzolo da cui sboccia una farfalla. Quello che mi ha impressionato anche quando eravamo a Ponte di Legno è l'impegno, l'umiltà e la dedizione che lui mette, che è la cosa fondamentale, che è stata quella che poi l'anno scorso ha permesso a Piccoli di diventare il Piccoli che conosciamo adesso. Perché, ripeto, Piccoli veniva da 6 gol con il Lecce, era un giocatore che non riusciva ad affermarsi, che non riusciva a diventare titolare, a cui magari non veniva data anche la possibilità, gli è stata data e l'ha fatta. Adesso c'è il buon Borrelli da provare, che si trova con la fortuna sua, almeno fino a gennaio, di dover sostituire il buon Belotti. C'ha una grande occasione, speriamo che la sfrutti, finora non la sta sprecando. Un altro dei temi interessanti che ci propone il nostro Tracada, ma era uno già delle cose di cui in realtà volevo parlare con Giuseppe, era proprio il discorso dei chilometri di Esposito e quindi la posizione di Esposito, i compiti che Pisacane chiede al suo numero 94, che lo allontanano giocoforza dalla zona calda dell'area, insomma, quindi quella in cui poter determinare, per usare un termine tanto caro a Davide Nicola, però effettivamente è un giocatore che in questo momento sta dando equilibrio anche con tutta questo lavoro sporco. La domanda però che mi viene oggi, ma anche nei giorni scorsi e in queste settimane, è quanto poi effettivamente potrà andare bene che Esposito faccia solo questo tipo di lavoro, perché di fatto è stato preso per fare gol. Ok, poi sappiamo bene tutto, cioè nel senso che Gaetano insomma è ancora fuori, ha una condizione fisica ancora precaria che probabilmente si porta dietro dallo scorso anno, quando scelse di fare una terapia conservativa una volta emersi problemi al ginocchio, e probabilmente all'epoca invece bisognava operare, e invece lui ha scelto di non operarsi per cercare di essere utile comunque al Cagliari che inseguiva la salvezza, e quindi Esposito si ritrova a fare un ruolo che probabilmente non è quello a lui più congeniale, che in questo momento sta facendo e lo fa, però è chiaro che, come dice Traccada, o corre o segna, cioè difficile che si riesca a fare entrambe le cose, ma anche se sei un giocatore con quelle caratteristiche di livello top, cioè comunque, cioè, se ti sfianchi, cioè, o fai il maratonetta oppure fai l'attaccante, cioè sono chiaramente due cose diverse. Cioè al Cagliari in questo momento va bene, perché evidentemente Pisacane gli chiede questo e si va in quelle che sono le aspettative dell'allenatore, però probabilmente, dico io, qualche golletto in più, no? Sì, assolutamente.
Anche se io comincio a pensare che Esposito sia stato comprato proprio per questo, sia stato ingaggiato proprio per questo. Adesso naturalmente ha su di lui una maggiore pressione dopo l'infortunio di Belotti, per i ritardi di Chiriksoi, per il fatto che Borrelli comunque deve ancora ambientarsi, dimostrare, ma ho l'impressione che sia stato acquistato proprio per quello, per fare da raccordo fra centrocampo e attacco, magari con a fianco Gaetano, magari con a fianco Fonoruscio. I gol, bene o male, li ha sempre fatti. L'anno scorso ad Empoli ne ha fatto 8, ne ha fatto solo 3 schierato da punta, gli altri li ha fatti sempre da seconda punta o da trequartista. È un giocatore che ha in canna dei colpi importanti. Secondo me, come ho detto anche prima, dovrebbe cercare di essere un po' più essenziale. Qualche dribbling di meno. Ieri, per esempio, prima dell'occasione di Luvumbo, lui ha rallentato il gioco per poi passarlo, perché ha fatto 2 tocchi in più. Deve essere un pochettino più essenziale, ma il giocatore c'è tutto. Da sempre io ho conoscenza a Castellari Mari di Stabia e mi hanno sempre parlato di questi fratelli Esposito. Quello che ha sempre rubato l'occhio in più è stato proprio Sebastiano. Poi Pio adesso c'ha la ribalta di tutti, anche perché purtroppo non solo in Italia ma in Europa centravanti di quel tipo non ce ne sono, quindi per forza necessariamente ruba l'occhio. Però Sebastiano c'ha la possibilità di essere un 10 che non abbiamo da tanto tempo, un 10 che non c'è anche nel campionato italiano. Deve crescere, deve maturare. Secondo me lì sta lavorando già tanto bene Pisacane, così come sta lavorando tanto bene con Prati, perché il ragazzo migliora partita dopo partita. Poi i colpi ce li ha, perché a Lecce, faccio un esempio, la migliore partita che ha giocato il Cagliari, lui ha colpito 2 pari e paradossalmente era uno dei giocatori meno brillanti della partita, però i colpi ce li ha. Se quelli anziché fossero 2 pari fossero entrati, adesso stiamo parlando di sarebbe in lista, ci sarebbe la stampa che diceva: ma Esposito, perché non convochi tutti e 2 fratelli Esposito e fai giocare i fratelli Esposito? Secondo me Esposito, Prati, lo stesso Borrelli, la tenuta di palestra che forse si è esaltato un po' troppo, giocatore veramente interessante, ma non dimentichiamoci che c'ha sempre 20 anni, 19 anni, dovranno superare la seconda sosta nazionale, quest'altro nuovo mini torneo che inizierà fra 2 settimane. Sono 6, ciao Gianluca, sono 6 giornate, 6 partite molto importanti per capire che Cagliari sarà e per capire quanto questi giocatori possano dare al Cagliari e al campionato. Il discorso che dice Tracada dice andrebbe bene da 10 con altri che fanno gol, speriamo bene. L'idea secondo me è questa, cioè nel senso, adesso io non sono Pisacane ovviamente, però abbiamo imparato un minimo a conoscerlo anche seguendolo anche l'anno scorso. Abbiamo già detto altre volte, è difficile aspettarsi il bomber da 20 gol nella squadra di Pisacane, perché abbiamo capito che il gioco non è finalizzato su un unico giocatore, che poi è deputato a dover segnare, ma lo sforzo è condiviso. Il discorso è che ancora probabilmente tutti i meccanismi per poter far segnare anche gli altri ancora non sono perfetti. È evidente che sono passate 6 partite, Folorunsho 0 gol, Esposito 0 gol. Sono tutti giocatori che in un'ottica di salvezza, di lotta a salvezza in un campionato, almeno 5 gol, 5-6 gol, penso soprattutto a Esposito, 4-5 gol da Folorunsho, magari 2 gol, 3 gol da dopo. Ecco, stanno al momento mancando queste cifre. Però io vedo che comunque lo sforzo c'è da parte della squadra, cioè di fatto un minimo di idee si vedono in campo, anche di più rispetto agli anni scorsi. Manca ancora la concretezza e ovviamente in una squadra che è nata per crescere, perché il suo allenatore deve crescere, tutti i giocatori principali tolto, il fenomeno in porta, il leader della difesa o i leader della difesa, perché ci metto in mezzo anche Luperto ovviamente, e in tutti gli altri ruoli sono giocatori che o devono finire di esplodere o comunque devono confermarsi. No, se ci pensi, Obert
assolutamente. Palestra, lo stesso Zappa, Pratti, Adopo, Gaetano, Folorunscio, Esposito, Borrelli. Ti manca l'altra certezza che era Belotti, che sarebbe dovuta essere Belotti, che l'hai avuto soltanto 2 partite. Però è chiaro che, insomma, serva un po' di pazienza anche da quel punto di vista, serva tempo, servono errori. Io sinceramente penso che dopo gli orrori visti ieri in alcune situazioni, sottolineati, come dicevamo prima, con grande franchezza da Pisacane nel post partita, io credo che non se ne vedranno così tanti da Bologna in poi, cioè dal Bologna in poi. Per ovvi motivi, no? Innanzitutto perché l'allenatore era un difensore che era abbastanza essenziale da quel punto di vista nel suo modo di giocare ed è molto essenziale anche nel suo modo di allenare, quindi mi viene da pensare che, no, Orpelli 0, perché questa è una squadra, lo dicevo stamattina a un amico, è una squadra fisica, una squadra fortemente fisica, è una squadra fisica ieri, solo una squadra fisica ieri poteva portare via un punto dal Friuli. Adesso dimentichiamoci gli erroracci, no? Cioè, quindi l'errore sul gol, le 2 scivolate di Deiola e di Zé Pedro. Per il resto era un 1-1 scritto, cioè perché 2 gol, no, situazioni sporche in area di rigore. Per il resto era la classica partita da Udine, no? Sì, anche se secondo me ieri essere scesi in campo con la difesa 5 ha dato forza all'Udinese, che era in crescita nella partita col Sassuolo, ma era in profonda crisi. Ieri secondo me, ma ho il dubbio a muovere questa critica perché non conosco bene la situazione fisica e c'è l'infermeria piena. Ieri aver schierato la difesa 5 è stato quasi un timore reverenziale, che con una squadra che comunque ha un attaccante e mezzo, perché c'hanno Davis e Zaniolo, potevi evitarti. Probabilmente se ci fossero stati Mina al 100% e Luperto in campo avremmo giocato a 4. Ho questa sensazione. Però ci sono degli atteggiamenti che a volte favoriscono gli avversari. Su questo, ecco, io spero che Pisacane non abbia dei timori riverenziali. L'abbiamo visto contro il Napoli e ha fatto una grandissima partita, perché poi il Cagliari a Napoli è diventato il modello per tutte le altre squadre che sono andate, le altre piccole che sono andate a Napoli. L'abbiamo visto con l'Inter e ci poteva stare, con l'Udinese probabilmente si poteva fare qualcosa di più, al netto, ripeto, dei problemi di infermeria che c'erano. Ecco, spero che in futuro, senza i problemi di infermeria, Fabio non ingarbugli questo Cagliari. È un Cagliari molto più semplice, più lineare di quello che appare. È costruito in una determinata maniera, è costruita per giocare con un 4-3-2-1, 4-3-1-2, con una variante a 5, e Zé Pedro è stato acquistato proprio per questo. Vediamo di affrontare le squadre senza avere paura. Speriamo che, ripeto, ieri ho avuto il dubbio, unito al dubbio collegato al fatto che c'era l'infermeria piena. È importante secondo me che anche per il pubblico, perché noi veniamo da un anno in cui determinate scelte tattiche e tecniche hanno completamente diviso la piazza. È importante che il pubblico ci sia e dobbiamo cercare, secondo me, il Cagliari deve cercare di far sognare una piazza che non sogna da troppo tempo, altrimenti si perde tutto il surplus che ha costruito Ranieri con la promozione. Non dobbiamo scendere, non dobbiamo pensare che con l'Inter piuttosto che con la Juventus non ce la giochiamo con le nostre carte, magari anche facendo delle barricate come abbiamo fatto a Napoli. Però ce la giochiamo. Ecco, questo è un qualcosa che secondo me è fondamentale, e soprattutto in questo momento, per il bene di tutta la stagione, dobbiamo mantenere alto la buona stampa, la soddisfazione dei tifosi che si è creato in questo buon inizio campionato. Sì, io penso, ripeto, poi io ho visto gli altri anni di Pisacane da allenatore della Primavera e in parte vedo tanti elementi abbastanza simili anche ora. Io credo che sarà un Cagliari, lo dicevo ieri, lo ripeto oggi, sarà un Cagliari non spettacolare. Cioè, dimentichiamoci una squadra
che punta a strizzare l'occhio alla De Zerbi, per capirci. No, cioè sarà un Cagliari estremamente essenziale, estremamente pratico, perché questo ha fatto negli altri anni Pisacane ed è stata la sua forza. Cioè lui l'anno scorso, quante volte abbiamo detto Giuseppe, lui l'anno scorso in primavera ha cambiato la stagione completamente, quando ha cambiato atteggiamento generale della squadra, ha capito che aveva gli uomini in grado di permettergli di assorbire il colpo e ripartire, fare male in ripartenza, e lui le big le ha ammazzate così, tutte. Le ha detto venite, li ha aspettati, ha detto venite da noi, venite nella nostra metà campo. Li ha controllati appena la grande, perché tanto tutti fanno l'errore in costruzione, tutto, appena arrivava l'errore, tac, puniti. Ecco, questo io credo che sarà un po' il leitmotiv della stagione del Cagliari, e ti dico, io personalmente, che sono molto italianista da quel punto di vista, cioè a me piace il risultato, piace anche di più rispetto a tutta la costruzione, il tiki-taka sterile e quant'altro. A me le fiammate, le ripartenze, non so, sono antico, non so come dire. Sei un allegriano, sei come me, cioè non sei un a me giochista, sei un piace risultatista. esatto, a me piace Ma quello, infatti, ok. ma infatti l'importante non è il bel gioco, è il giocare bene, che è Esatto. profondamente differente il concetto. A me del bel gioco sinceramente frega poco o nulla, voglio che il Cagliari giochi bene. Ieri non abbiamo giocato bene, però dobbiamo essere onesti, ed è stato onesto il primo Fabio Pisacane, cioè in altri contesti avremmo visto allenatori che dicevano sì, ma abbiamo fatto il nostro gioco, sì. No, lui è stato estremamente onesto, e questo è un grande merito ed è un grande elemento di fiducia nei suoi confronti, perché lui si sta conquistando partita dopo partita questa fiducia anche per quello che lui dice. Poi magari la spara, perché io ancora ce l'ho qui il Luvumbo falso 9, anche se l'ha provato ieri per 10 minuti. Beh, ieri se avesse segnato quel gol... Sì, però l'ha schierato 10 minuti, poi ha messo dentro Pavoletti. No, certo, quello è chiaro, però insomma effettivamente io credo che vedremo tanti esperimenti comunque in questa stagione. Lo dicevamo già in ritiro, è una squadra che ha tante facce. Io credo che anche il fatto di avere tante facce, se i risultati continueranno ad accompagnare, no, a livello di rendimento, anche questo trasformismo, credo che poi possa diventare davvero un plus per la stagione del Cagliari, non solo questa, ma magari anche altre, perché io credo che da questa stagione si possa effettivamente iniziare davvero a programmare il futuro. Cioè, Ranieri ti è servito per rimetterti al mondo, ok? Nicola ti ha dato un anno alla fine normale, quasi tranquillo, mi viene da dire. Sono stati vari picchi, però poi alla fine, se tu vai a vedere, no, è stata una stagione abbastanza normale. Da quest'anno devi iniziare a pensare davvero al futuro, utilizzando quelle che sono le basi, appunto, che sono arrivate dalle ultime 2 stagioni. Giuseppe, grazie, ovviamente, Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti i di essere lettori. stato con noi, e ci vediamo presto, perché tanto, insomma, che sia in campo, che sia di nuovo qua, ti disturberemo molto volentieri. Va bene? A disposizione, è sempre un piacere parlare con voi. Anche per noi. Un abbraccio, E davvero, e trattatevi grazie. bene Luca De Leonardo, basta, non esiste. Cioè, sarà perché siamo coetanei, ma non lo merita sto ragazzo, non lo merita. Cioè, Questa è meravigliosa. Se rivengo e c'è Luca ti facciamo nero, Va bene, sappilo. io sono pronto, guarda. Le spalle sono abbastanza larghe da quel punto No, di vista. complimenti, perché state facendo un grandissimo lavoro, veramente complimenti. Grazie. Soprattutto questo Buongiorno 131 è una chicca, so di amici, come ti ho anche scritto, che io a volte è capitato, lo dico, che ho ritardato le riunioni per seguirti, ma so di amici che vanno in bagno, gente che consuma pause pranzo, è una bella chicca in un orario disgraziato, cioè è quello che in TV viene chiamato l'orario della morte, perché non lo vuole fare nessuno, perché non sei la mattina che ti trascina la sveglia, sei a metà mattinata. Complimenti, perché state facendo veramente un grandissimo lavoro, state proseguendo a fare un grande lavoro. Grazie davvero, caro Giuseppe, ci fa sempre piacere, insomma, anche ricevere questi feedback, perché, ripeto, poi noi possiamo avere delle idee, delle sensazioni che sono nostre, però poi quando arrivano anche da altri, soprattutto da colleghi, insomma, ci fa
ci fa soltanto piacere. Quindi grazie davvero a Giuseppe del Tirreno, ci vediamo presto Giuseppe e buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, 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 ciao. Eccoci qua. Allora ragazzi, siamo in chiusura, vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi, quindi con me, anche con gli ospiti, con Marco Cabeccia del Latte Dolce, con Giuseppe Voi del Tirreno. Appuntamento domani ovviamente con Buongiorno 131 sempre alle ore 10. Fatemi vedere chi c'è ospite, perché io prendo in giro Luca per la sua veneranda età, ma non è che sia messo molto meglio. Ah, ok, sì, quindi domani si parla, non vi dico gli ospiti, però ancora parleremo chiaramente di Cagliari e parleremo anche di pallacanestro, ma non vi dico nient'altro, insomma. Sappiate che però questi sono, questo è il piano per domani. Stasera, ore 18:15, Cagliari Social Arena, solita commento a freddo, con soliti cartelli, ospiti e tutto, per commentare appunto questo 1-1 del Cagliari di ieri a Udine, sperando che ci sia il buon Luca Di Leonardo, cioè che nel frattempo la tachipirina abbia fatto effetto e che quindi ci permetta di averlo in conduzione insieme a Daniele Chirico. In ogni caso qualcosa ci inventeremo qualora non ci dovesse essere Luca, quindi a prescindere da tutto seguiteci, ripeto, ore 18:15, 131 e UTG Cagliari Social Arena. Gianluca dice la pallacanestro non fa discutere, cheat, vedremo, non è detto, perché secondo me l'ospite di domani può anche far discutere. Invece ancora sul Pisacane ha dimostrato di avere 2 attributi così, mettendo Di Pardo e non Idrissi, alzi la mano che avrebbe mai predetto un cambio del genere. I discorsi sul coinvolgere tutti sono reali. Tra Accada ancora, il bel gioco è un discorso relativo. Per esempio non amo il palleggio orizzontale ma adoro il gioco verticale, siamo in 2, l'ho detto. Davide, anche perché per fare i giochisti devi avere qualità notevoli che in Serie A raramente vedo, per esempio Juve Milan di ieri. Ancora tra Accada, siamo alla sesta, quindi si discute di cosa migliorare, gli attacchi e le critiche da Pasdaran del gioco le si lascia ad altri, ma ci mancherebbe, assolutamente. Bisogna discutere, il sale e il dibattito, lo sapete, noi crediamo tanto in questo, purché come sempre ci sia educazione e rispetto anche del pensiero altrui. Quindi ragazzi, Buongiorno 131 torna domani. Grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ci seguirà in replica sia su YouTube che su Spotify. Iscrivetevi al canale, mettete like, lasciate un segno della vostra presenza, chi vuole si abboni, insomma ci sono tante possibilità, stiamo, no, come vedete la stagione entra sempre di più nel vivo e anche i nostri contenuti entrano sempre di più nel vivo. Ci vediamo domani, con me sicuramente domani alle 10 a Buongiorno 131, ma stasera invece alle 18:15, quindi tra 7 ore esatte, Cagliari Social Arena. Ciao, sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno
la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.